Dovrà tornare in aula ad aprile del 2020 Freddy Sorgato, il camionista ballerino in carcere dal febbraio del 2016 con l'accusa di aver ucciso e occultato il corpo della sua ex fidanzata Isabella Noventa. Il nuovo processo contro Sorgato riguarda l'indagine su armi e soldi rinvenuti in casa del compagno della sorella Deborah durante l'inchiesta sulla scomparsa di Isabella. Freddy venerdì mattina era in tribunale a Padova ed è stato nuovamente rinviato a giudizio. La sorella Deborah, assente in aula, coinvolta anche lei in questo filone di indagine, ha patteggiato la pena ad 1 anno. Le armi infatti risultavano intestate a Freddy ma erano illecitamente detenute da Deborah. Si tratta di una beretta calibro 7,65, 14 proiettili e una pistola Astra calibro 9 con centinaia di cartucce. A trovarla fu l'ex maresciallo dei carabinieri, ex fidanzato della Sorgato, qualche settimana dopo gli arresti. I fratelli, insieme alla complice veneziana Manuela Cacco, sono stati condannati a 30 anni mentre la Cacco a 16 anni, in primo e in secondo grado. Il corpo di Isabella, ucciso la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, non fu mai ritrovato. Manuela Cacco invece in questi giorni ha usufruito di un permesso di 2 ore. È uscita per la prima volta dal carcere scortata per far visita all'anziano padre che è gravemente malato.